Ci avviamo a fine anno, la sua presenza qui alla provincia è stata anche determinante, anche per dare una certa visibilità, cosa che prima non lo era. Possiamo fare un bilancio anche di questa sua presenza in maniera veloce? Io credo che un bilancio, secondo me, è positivo compatibilmente con le risorse di cui disponiamo, che sono veramente esigue. Innanzitutto, per quanto riguarda i risultati raggiunti, abbiamo l'approvazione del bilancio, che è l'unica provincia in Sicilia che è pervenuta al raggiungimento di questo obiettivo. Poi abbiamo fatto un convegno sulla corruzione che è stato molto apprezzato e seguito e che ha visto una grande partecipazione. E abbiamo avviato tutta una serie abbiamo realizzato e quindi saranno avviati dei progetti per quanto riguarda le strade, le scuole, la messa in sicurezza delle scuole, soprattutto per quanto riguarda il rischio sismico. Quindi molte iniziative sono in cantiere e in definitiva io credo che il consuntivo di questo periodo di commissariato per la provincia di Agrigento debba ritenersi positivo.